Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Sibilla Interattiva, il vostro maretto veneziano. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale di Ildegarda, al canale del vostro maretto veneziano, e di venirci a trovare nei nostri social. Sapete che su Facebook abbiamo due gruppi, uno che si chiama i Casti Sacerdotali, l'altro Radionica, Radiostesia e Teologia del Metismo. Siete tutti invitati, l'entrata è gratuita, sempre sui social Facebook. In più abbiamo anche un sito, il sito del Capitano, il sito capitano.altervisto.org, dove si possono scaricare più di 20 ebook con tanto di circuiti radionici e quadranti radiostesici. Chiaramente sono tutti gratuiti, ne hanno già scaricati più di 150.000, 175.000, e il vostro maretto ha regalato all'umanità più di 2 milioni e mezzo di circuiti radionici quadranti radiostesici. Vi ricordo anche che potete acquistare dei servizi di Ildegarda Maretto Veneziano nella sezione shop di questo sito. In più vi ricordo anche che siamo su Telegram, i link sono sotto qui in descrizione, quindi se volete fare una domanda, il nome, la data di nascita e poi una domanda che abbia un senso compiuto, nel senso che deve essere chiaro, per fare in modo che alle sibille si possano collegare, la domanda deve essere fatta in modo che le sibille riescano a collegarsi alla scia energetica, cioè non dovete scrivere ad esempio come andrà con Pippo senza mettere il nome di senza mettere la data di nascita, e chiaramente dire se siete insieme a Pippo o magari siete legati a Pippo, oppure è un amico, oppure è già sposato e via dicendo. Deve essere più centrata la domanda e meglio è il risultato. Quindi se volete fare una domanda, mi raccomando, nome e data di nascita. Vi ricordo anche che eventualmente per quelli che vedono dopo in registrazione questa live, potete venire tranquillamente domani sera alle 21 con il Maretto Veneziano e Ildegarda, alle 21 nel mio canale. Bene, saluto Viola del 90 e Valerio dell'80. Ritornerà da me, ci siamo sentiti oggi, ma lo vedo indeciso. Quindi la nostra Viola ci fa già una bella domanda e noi siamo qui a rispondere per la nostra Viola. Vediamo un po' come andrà fra Valerio dell'80, del 7580, e Viola del 35, nata stesso mese, però 10 anni di differenza, del 90, Viola e Valerio. E rispondiamo subito alla nostra amicizia. Allora, Sibilla, ditemi come andrà fra Viola e Valerio, se ritorneranno assieme. Allora, il taglio sembra che la cosa prenda piede bene. Se è un taglio estremamente positivo, è un taglio che incoraggia, perché c'è l'Imeneo che sicuramente dà forza, e leggerezza sembra che sia anche una cosa che venga da lontano, cioè forse un aiuto che viene da lontano. Questo Valerio qui sembra che voglia fare le cose, anche perché, tra virgolette, ha una forza che viene da lontano. Quindi sembra sì che la cosa debba prendere piede, quindi estremamente positivo. Vediamo poi la stesa completa. Scusate. Vediamo un po'. Vediamo, per la nostra amicizia. Saluto anche Patrizia e DRB. Ciao Deborah e ciao Patrizia. Bene. Vediamo un po' come andrà tra la nostra Viola. Allora, nel passato si vede che lui è stato molto spinto, era molto gagliardo, era molto, in un certo senso, ben volenteroso, e quindi si vede che lui ha parlato molto, avete avuto dei bei momenti di conversazione, e insomma sembrava che la cosa dovesse andare in porto sicuro, vedete? Poi però purtroppo ci sono stati attimi di nervosismo e attimi in cui praticamente
c'è stato qualcuno, qualcosa che diceva cose che non erano vero. Vedete queste, come si dice, questa carta qua? Questa carta qua è la classica carta, scusate un attimino, voilà, scusate un attimo che mi è entrata, ecco, bene. Allora, e qui si vede che chiaramente la situazione non era delle migliori, perché c'era qualcuno che diceva qualcosa o esasperava la cosa, e infatti tu vedo Viola che pianto per colpa di qualcuno che non c'entrava niente con Valerio. Quindi la situazione è degradata, all'inizio era molto motivato e poi la situazione, vedete qua, è degradata, c'erano momenti di nervosismo. Nel presente avete avuto sì dei messaggi, però la cosa non sembra prendere piede, proprio perché è indeciso, forse per gelosia, c'è del nervosismo, avete comunicato, però la cosa sembra malata. Però nella linea presente si vede anche che lui vuole in un certo senso fare qualcosa di buono per fare in modo di riconquistarti, no? Quindi la cosa sembra propositiva, no? Poi però cosa succede? Succede che nel futuro, no? Questa linea futuro, ci saranno dei blocchi dovuti molto probabilmente forse a una questione finanziaria o qualcosa che influisce molto. Cioè lui adesso la cosa è ferma, vedi, è malato, gelosia, lui che tenta di ricucire, poi ci sarà un blocco importante, vedi, sarà come se lui fosse in prigione e il vostro contatto fosse, vedi qua, questo futuro prossimo, forse per questioni anche di materiali, ci deve essere degli interessi materiali che fermano un po' la cosa. Tu comunque sei una donna forte, vittoriosa, speranzosa e cerchi di ribaltare la situazione. Scusate, metto meglio a favore di camera le carte. Quindi diciamo che per il momento è tutto bloccato. Valerio non si farà sentire, cioè si è fatto sentire, ma attimi di gelosia, abbattimento morale. Lui cercherà di risolvere le situazioni, ma poi ci sarà un blocco per una questione molto materiale. E tu però sarai sempre speranzosa, farai nascere nuove situazioni propositive e quindi io ti vedo bene, ma vedi, c'è qualcosa che nel finale ci dice, vedi, malinconia, lui che si dà da fare, però vedo che non vedo che ci sarà qualcosa positivo, vedo che tu starai male, lui cercherà di risolvere certe situazioni e sembra quasi un funerale. Lui cercherà di, in un certo senso, di esserti amico, però vedi, c'è della solitudine, è lui che cerca di risolvere questa situazione. Quindi non vedo, non ci sono delle carte che mi viola, che mi diano la sicurezza che lui tornerà. Forse un piccolo accenno qui, ma poi il problema è più questione materiale. Sembra che sia dovuto a qualcosa di materiale, non so, perché non conoscendo la tua situazione, chiaramente ho difficoltà a capire di cosa si possa trattare. Comunque non vedo delle carte che mi incoraggiano a dirti che siamo sulla strada giusta. Buonasera Marietto per DRB. Andiamo avanti. Patrizia. Ciao, sono Patrizia, nata nel 63. Vorrei trasferirmi con la mia famiglia in Liguria. Faccio bene, grazie. In Liguria è qualche città, Patrizia, qualche città che ti piace oppure in Liguria in generale? Se puoi scrivermi anche se delle città è molto meglio. Comunque vediamo un po' se fai bene prima di tutto poi dove Patrizia, dove abiti? In che regione abiti? Scusa, così che vediamo lo stato. Vediamo un po' se Patrizia è collegata, vediamo se ci può dare maggiori informazioni, perché se no la cosa diventa difficile. Intanto vediamo. Niente, vediamo così, rispondiamo a Patrizia così. Certo che se non ci sono certe indicazioni, le risposte sono meno attendibili. Vediamo se la fa Patrizia andrà in Liguria. Vediamo un po'.
Vedo che c'è molta pragmaticità a cercare qualcosa di nuovo che dia allegria. Vedo che si sono fatti i calcoli giusti, vedo che si è valutato molte... Ah, ecco. Ok, Patrizia dice che abita in Piemonte. Allora, però vedo che hai ragionato molto su questo spostamento, hai fatto molti calcoli, insomma siete lì che qui si decide per poter cercare di raggiungere un po' di allegria, un po' di pace, un po' di consolazione. Ma vediamo un po' se la nostra Patrizia fa bene ad andare in Liguria con la famiglia. Beh, attualmente sembra, vediamo un po', ma guarda, il passato vedo che dove sei ha cercato di, non so, sembra quasi che ti volessero rubare qualcosa dove eri, toglierti, hai avuto degli scontri tremendi anche per questioni materiali. Hai cercato un patto, via, un patto, un contratto, un patto con qualcuno che medicasse la cosa, che mettesse a posto la cosa. Il viaggio attualmente, io ti vedo molto fiduciosa, perché ovviamente tu hai già nei tuoi pensieri come famiglia qualcosa di buono e si vede che il passato lo hai vinto perché sei una donna forte, Patrizia. E qui si vede che sta per nascere questa idea di questo bel viaggiare in Liguria, di andare a stazionarci. Però vedo che ci sono anche delle piccole reticenze. Nel futuro io vedo che penserete molto con la famiglia a spostarsi, qualcuno molto probabilmente vi darà dei buoni consigli, parlerete con la vostra cerchia di amici, però stai attenta che potrebbe esserci qualcuno in futuro di vecchia conoscenza vostra che potrebbe dirvi delle cose che non sono realistiche sulla Liguria. Quindi nel futuro prossimo cercherete di contattare qualcuno che vi parlerà bene, no? Cercherete di sondare meglio il percorso per la Liguria. Però attenzione che una vostra vecchia amicizia vi darà dei consigli che non sono positivi, state attenti. Poi vedo che ci saranno delle perdite di denaro, sebbene tu sei, come si suol dire, una persona molto, come si suol dire, che si dà da fare, forte, perché vedi, queste sono due carte estremamente importanti. Io vedo qui però che ci sarà una perdita di denaro per via di una persona che o vi farà firmare un contratto che non andrà bene o che praticamente vi dirà delle cose che non sono realistiche. Però tu sei forte e devi stare attento perché questa perdita di guadagno è anche dato dalla leggerezza con cui magari potreste prendere questo viaggio. Allora la domanda era se fai bene andare in Liguria. Beh, io da questa assesa qui non vedo delle carte vincenti, non mi sento di dirti che la cosa andrà in porto, proprio perché questo tres di carte mi fa capire che c'è qualcuno che ti spia e cercherà di fermarti. E poi, come abbiamo visto nel finale, vedo che c'è una perdita di denaro dovuta molto probabilmente o a un contratto o a qualcuno. Certo, voi vi darete da fare per risolvere questo problema che avrete preso con leggerezza. Quindi io direi di soprassedere ancora un attimino, restare in Piemonte, perché la Liguria, al di là che sappiamo tutti che ha dei prezzi altissimi, che ha dei servizi di qualità mediocre per i prezzi che hanno, e anche abbiamo visto che le sibille ci indicano di stare un pochettino attenti perché incontrerai 2 o 3 persone che cercheranno di una persona vecchia di tua conoscenza, una persona nuova cercheranno un po' di abbindolarti, quindi fai cose con calma. Bene, Deborah, Christian allora, la nostra Deborah è del 99 e il nostro Christian è del 2000. Tornerete insieme. Poi saluto anche Gisella. Brava Patrizia, non muoverti per il momento. Allora, sentiamo un po' la nostra Deborah.
Torneranno insieme Christian e Deborah, torneranno insieme? Questa è una bella domanda, Vediamo un po' se torneranno insieme i nostri due amici. Voilà. Ma vedo che il Christian è un bel cantastorie, è un bel soggetto che gli piace, in un certo senso, avere molte amicizie femminili, vedi? Poi non è una carta che è una garanzia che ha tante donne, però diciamo che è un soggetto che gli piace sicuramente pavoneggiarsi. Vediamo un po'. Vediamo un po' cosa succede fra Christian e la nostra amicizia. Vediamo un po'. Allora, nel passato c'è stato qualcosa di caliente, vedi? Però vedo anche che si è interrotto qui la cosa. Qualcosa di caliente e di interessante, perché sicuramente siete persone che avete delle qualità, e poi vedo che lui era molto, come si dice, attivo, diciamo così, però c'è stato un problema molto meno, potrebbe essere anche una patologia, una malattia, magari perché non conoscendo bene la situazione posso dire che è entrato un abbattimento morale. Nel presente vedo che la situazione è bloccata, lui ci sta pensando, ma vedo molto probabilmente che potrebbe entrare in scena anche una persona che è già avuto, però io direi che qui la situazione è tutta bloccata, gelo, lui che tenta di risolvere questo problema che ha, che vorrebbe in un certo senso ricucire, no? Però ci sta pensando, però è tutto bloccato. In futuro cosa vedo? Vedo che ci sarà un viaggio, ma più che un viaggio ci sarà un cambiamento peggiore ancora, perché vedi bugie, una nemica, una donna, ma anche un uomo che respira. Quindi potresti avere anche tu un ex che ti guarda, insomma, vedo delle carte che mi fanno capire che tu sarai molto, in un certo senso, giù di tono, sarai giù di tono per questa situazione che non si risolve. Quindi, com'è che potrebbe in un certo senso andare avanti la cosa? Andare avanti con la tua speranza che lui torni, però vedi sei attaccata da una donna e da un uomo che diranno bugie. Quindi per qualche mese ancora la situazione è bloccata. Poi però la tua forza di aspettarlo, di sperare che lui torni, verrà coronata sicuramente da qualcosa che dopo abbattimenti morali, solitudine, lui tornerà, tornerete assieme, però ci saranno ancora problemi importanti che sicuramente qualcuno cercherà di aiutarvi, di buttare un po' di acqua sul fuoco, perché lui si sentirà solo e allora vediamo che lui torna. Però non è una cosa per domani, è una cosa che va crescendo, però non è per domani tutto. Se lui torna, si torna, ma prima di tornare sarà un lungo calvario, una lunga prova di resistenza. Bene, vediamo se c'è qualche altra domanda. Allora, Nella, ciao Marietto, vorrei vedere se Raffaele 70 mi chiederà di incontrarci. Io 74. Allora, il nostro Raffaele 70 e Mariella del prego DR28. Allora, vediamo un po' la Nella che mi chiede se incontrerà Raffaele. Vediamo un po' se il nostro Raffaele incontrerà nostro Nella. Ma guarda, sembra che ci stia mettendo una pezza qualcuno che vi sta aiutando per fare in modo che ci sia un incontro. Queste due carte stanno a indicare che molto probabilmente qualcuno sta lavorando dietro le quinte per fare in modo che ci sia un incontro. Quindi Nella, il taglio è estremamente positivo. Non è una partenza in salita.
Vediamo un po'. Vediamo un po' qua. E l'incontro molto probabilmente ci sarà. Molto probabilmente adesso vediamo un po' se questo incontro ci sarà. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono le sibille. Beh, nel passato molto probabilmente c'è stato qualcosa di interessante, tu eri molto speranzosa, però c'è un'altra donna di mezzo, vedi? E gelosia, un po' di nervosismo, cose dette che non erano realistiche. Quindi il passato non è stato proprio brillante. Nel presente io vedo che una comunicazione ci sarà, ma sembra un po' bloccata per colpa di una donna. Per colpa di una donna che cercherà di mettere il bastone fra le ruote. Però vedo lui che ci pensa a te, pensa che vali molto, che sei una donna con delle qualità e vedo che anche si attiverà in un certo senso per cercare di trovare la giusta soluzione per avvicinarsi a te. Però poi ci sarà ancora un blocco e tu supererai anche questo blocco, vedi, perché sei una donna forte e lo anelerai sempre, aspetterai sempre che lui si faccia vedere, no? Quindi diciamo che per i prossimi mesi lui ci penserà, molto probabilmente avrete delle comunicazioni, però verranno bloccate. Però io vedo che lui ti pensa che sei una donna che vali molto e cercherà di fare qualcosa per avvicinarsi a te. L'incontro, vediamo un po' qua se succederà. Vediamo che ci saranno dei blocchi, poi avrete delle conversazioni e l'incontro ci sarà. Però attenzione che sarà, vedi, è un incontro un po' difficile perché vedo prigione e nemico, ci saranno dei veri contrasti fra voi due, però alla fine l'incontro ci sarà e sarà anche un incontro interessante in cui si potranno sviluppare delle tematiche e delle cose che a livello sentimentale sembrano interessanti. Però attenzione perché vedi prigione e nemico. Neanche nel passato vedo che c'erano molte persone che volevano che questo incontro non ci sia. Comunque lui cerca di risolvere questa cosa per incontrarti, quindi io direi di sì, è in più un sì che un no, un 70% di sì. Però non è per domani, ci saranno alcuni blocchi. Andiamo avanti. Gisella. Buonasera Marietta, sono nata nel 65, vorrei sapere se troverò lavoro nel prossimo futuro. La nostra Gisella del 65. Vediamo un po', cari amici, se la nostra Gisella del 65 troverà lavoro. Vediamo, ma ci credi molto, però non so se ti hanno rubato delle opportunità o cerchi un lavoro che non ti dia tanta visibilità, che sia un po' nascosto. Però vedo che tu lo cerchi, o il lavoro si è nascosto o qualcuno te l'ha rubato, perché vedo che tu sei molto speranzosa che lo stai aspettando, però sembra sempre che qualcuno te lo voglia portare via. Vediamo un po'. Oh là là. Ma allora, vediamo un po' la nostra amicizia, Vediamo un po' come si risolve la nostra amicizia e vediamo cosa la nostra Gisella del 65. Allora, nel passato vedo che ci sono stati dei blocchi o per via di una signora più anziana, una signora grande, perdita di denaro, molto probabilmente avevi un lavoro o era vicino al lavoro, comunque era una cosa buona, solo che per gente che ha detto delle cose che non erano, ti ha fatto perdere questa possibilità finanziaria. E vedo che c'è un blocco. Nel presente invece si vede arrivare un lavoro. Nel presente sembra che un lavoro baciato da fortuna, un contratto baciato da fortuna sia vicino. Un lavoro magari che è già fatto, che è già attivato, che insomma che sei capace in quel lavoro lì, perché vedo che la linea presente è molto positiva e sta a indicare proprio che un contratto dovrebbe arrivare. Nel futuro
io non so se sei sposata, hai bambini, però vedo che ci sarà una prova, ma tu sei abile e la supererai in questo lavoro qua, perché sembra che ci tieni molto e vedo che avrai una prova e però la supererai. Infatti riceverai un messaggio e vedo che la situazione sarà a tuo vantaggio. Poi vedo che dovrai insomma un po' faticare per tenere questo lavoro, ma avrai la protezione di un gran signore e che questo gran signore vedo che ci sarà gente che praticamente cercherà di ostacolarti, però nel tuo giro di amicizie, certo non sarà un lavoro eclatante, però sembra che qualcuno ti voglia aiutare per toglierti certe persone che frenano la tua voglia di lavorare e la conversazione vuol dire che avrai contatti, avrai anche alcuni, cioè quel lavoro che farai non sarà sicuramente quello che ti aspettavi. Quindi il lavoro c'è, perché lo vedo qui già nella linea presente, baciato da fortuna, è un lavoro che già facevi, dovrai superare un test e ti arriveranno delle lettere che confermeranno questo lavoro, però attenzione che vedi c'è il militare, che vuol dire che dovrai metterci molta energia, molta forza e strategia per tenerti questo lavoro. E poi ci sarà una persona, un gran signore che ti aiuterà a tenerlo. Bene, vediamo se c'è ancora qualche domanda, cari amici. Penso che siamo finiti, siamo tutti. Allora vi ricordo, domani sera nel canale Marietto alle 21 con il Degarda Marietto Veneziano, Sibili interattivi gratuiti. Eventualmente sono uscite domani sera, vi aspetta il Degarda venerdì alle 21:30 nel suo canale. Se conoscete il Degarda, cercate il Degarda su YouTube e chiaramente vi iscrivete e poi fate le domande. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.